A Licata la Polizia di Stato ha tratto un arresto nella fragranza del reato, le iniziali TM, pregiudicato licatese del 1976, resosi responsabile del reato di resistenza a lesioni a pubblico ufficiale e detenzione dei fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare nel tardo pomeriggio il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Licata, in servizio di controllo del territorio a seguito di una segnalazione, interveniva presso un distributore di carburanti ove poco prima due persone col volto travisato e a bordo di una motocicletta avevano tentato una rapina a mano armata. Dalla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza installato nella stazione di servizio, la polizia notava l'estrema somiglianza di uno dei due rapinatori con l'odierno arrestato, un noto pregiudicato in atto sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con la prescrizione di permanere a casa nelle ore serali e notturne. Quindi, al fine di rintracciare gli elementi di prova finalizzati ad accertare le responsabilità penali in ordine al delitto avvenuto poco prima, il personale della sezione volanti delicata, con l'ausilio dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, si recavano presso l'abitazione del pregiudicato, effettuando una puntigliosa perquisizione. Nel corso dell'esecuzione, l'odierno arrestato, dirigendosi velocemente verso il bagno della sua casa, cercava di barricarsi al suo interno nel tentativo di disfarsi di un involucro di plastica che lo stesso nascondeva nelle parti intime, gettandolo all'interno del bagno e cercando di scaricare lo sciacquone. Detta operazione, peraltro compiuta con elevata violenza sugli agenti di polizia che riportavano contusioni, non veniva portata a compimento grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che riuscivano così a bloccare il soggetto e a recuperare il citato involucro che al suo interno conteneva diverse palline in celofan trasparente termosaldate di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 166 grammi. Le ulteriori ricerche estese nell'abitazione dell'arrestato permettevano altresì di rinvenire occultate un bilancino di precisione e vari oggetti verosimilmente usati per il confezionamento delle dosi ritenute destinate allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché banconote di diverso taglio per un totale di circa 2.000 euro. Denaro probabilmente riconducibile ai proventi dell'attività illecita di spaccio. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche indumenti compatibili con quelli indossati da uno dei due delinquenti che avevano effettuato il tentativo di rapina. Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica che ha coordinato le attività, l'odierno arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento per restarci sottoposto a disposizione dell'autorità giudiziaria alla misura della detenzione carceraria in attesa della prevista convalida.